Ci siamo. Vediamo oggi chi sarà il dito più veloce. Eccolo là, Briccolo. Ciao bello. Ciao caro. Come stai? Tutto a posto? Ciao Giovanni. Grande Briccolo. Grazie allora per avere la campanella attiva. Te Giova, tutto a posto? Intanto fatemi abbassare un pochetto questo. Bene, bene, meno male, meno male. L'importante è che stiamo tutti bene. L'importante è quello. Ciao Ninni. Ciao caro. Ciao Francesco, ciao a tutti ragazzi. Allora, che mi dite? Ciao Alessandro. Ansia per Lecce Cagliari. Io più che altro ansia per rivedere le partite perché, cioè, ansia. Non vedo l'ora di rivedere le partite perché sta senza Cagliari è brutto. È veramente brutto brutto. Ti rompi le palle. Cioè, è noioso. Fottute soste per le nazionali. Che coglioni. Vabbè. Vabbè. Ansia positiva, ovviamente. Ci mancherebbe altro. Comunque, ragazzi, questa live. Ciao Gabriele. Questa live. Sinceramente voglio parlare veramente poco dei Cagliari. Perché ogni live che faccio si parla dei Cagliari. Per carità, a me piace, è bello e tutto quanto. Però dopo diventa sempre monotona. Quindi parliamo anche di altro, non per forza di Cagliari. O non per forza di calcio, ovviamente. Ciao Cartal, ciao caro. Mourinho al Tottenham, ti piace lo Special One? A livello umano, assolutamente no. Però come allenatore è un signor allenatore. È tanta roba. Quando ti sposi, quando ci stanno i sordi, quando ci stanno, ci si può fare un pensiero. Ninni, io non posso però. Non posso. Voi potete farlo tranquillamente, chi più chi meno, mo non so le vostre situazioni, io non posso proprio. Ah. Raga, sono stanco morto che ho staccato poco fa da lavoro. Secondo me possiamo parlare di una cosa che ci piace fare a tutti quelli che guardano la live e discuterne insieme, se ti va bene. Dipende che argomento intendi, Ale. Solo parlarne. Vabbè, solo parlarne ci si può fare un pensiero, forse. No, Carta, calcola che io ho staccato poco fa da lavoro e sono uscito, cioè, sto a maniche corte, se sta benissimo. Ciao Christian, benvenuto anche a te.
Non so le nostre passioni, obiettivi, robe del genere. Ah, perché no? Io più che altro rosico che quando faccio le live posso stare solo io, cioè nel senso non posso invitare anche a voi, perché la maggior parte di voi mi guarda tramite cellulare, perché sennò sarebbe figo. Parla vis-à-vis. Parliamo di altri sport tipo paracadutismo. Non è per cattiveria, ma se penso a paracadutismo a me mi viene in mente Taricone. Cioè, io amo il black humor, mi è venuta spontanea. Io ho beccato per colpa di Cubretta la prima febbre. Vabbè, almeno te la sei levata subito, Cartal. Ti piacerebbe fare un'intervista web parlando di sport? Sarebbe un'occasione per farti conoscere meglio da noi a Cagliari. Mi piacerebbe tantissimo. Mi piacerebbe tantissimo. A me l'idea di essere intervistato, cioè, è fighissima, è fighissima. Sì, mi piacerebbe. Mi piacerebbe sia essere l'intervistatore che essere l'intervistato. Assolutamente. Sono già in ansia per domenica. Io no, più che altro non vedo l'ora di vedere la partita. Ciao Alessandro, no, purtroppo no. La trasferta a Lecce è molto, 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 molto proibitiva. Mi piacerebbe, ma già è tanto se mi riesco a fare quelle di Roma, quindi figuriamo se Lecce. Per esempio io vorrei migliorare sempre di più a calcio, questo è l'8º anno che faccio ma non riesco a perdere peso definitivamente, non che sono grasso ma qualche chiletto in più. Beh, Ale, dipende sempre, bisogna sempre rapportare anche l'altezza, cioè il peso in base anche all'altezza, eh. Cioè io per dirte so più largo che alto, quindi non te preoccupare. Domenica tanti ex contro, è vero. Domenica praticamente giocheremo contro un Cagliari bis. Mire, poi con calma te lo dirò, ma ti ho ingaggiato per una collaborazione radio che ho messo su. Ho visto su Insta quello che hai fatto, però cioè io ci sto veramente cioè è veramente raro che ci sto tra lavoro, ragazza, non c'ho quasi mai tempo libero. Mo' poi mi dirà in privato, però spero che si riesca a incastrare con i momenti liberi che ho, perché sennò è veramente difficile. Vogliamo litigare anche oggi? E che abbiamo litigato, Argo? Abbiamo discusso? Non abbiamo litigato. Ci sarebbe Fabrizio Serra che conduce sul web Effetto Serra. Dire lui potrebbe accettare un'intervista con lui, potrei chiedere. Io sinceramente non ho la minima idea di chi sia, detto proprio sinceramente. Però cioè, qualcosa di inerente al calcio, al Cagliari, perché di altri argomenti non so quanto ne potrei parlare. Che lavoro fai? Faccio l'addetto mensa nelle scuole elementari. Sono quello che pulisce, lava, dà da mangiare ai ragazzini, quello che si occupa della mensa, in poche parole. Non ti preoccupare, Prince Castello. Grazie, Cartal. Poi se metteremo d'accordo. 1,67 d'altezza e peso 68 kg circa. Ma stai bene, stai bene. Cioè, al massimo ci avrai ci avrai 2 chiletti in più, ma te sta a preoccupare. Cioè, io che dovrei di. Ciao, parliamo di cose serie. Il Cagliari giocando la sera a Lecce per considerare la serie in base a che fanno. È pure casualità. Non lo so. Tanto non riesco a capire perché lagga a bestie. Non so se pure a voi lagga. Però io mi vedo che lagga a bestia. Prova a levare il wifi dal telefono.
Vediamo un po' se mi... Hai mai trovato in mensa qualche bimbo tifoso del Cagliari? Ti mando un abbraccio e nonostante tutto devo andare a allenare stasera. Gioco che ho iniziato a 37 anni con una seconda categoria. Grande Cartal! In bocca al lupo. In bocca al lupo allora. Lagga tanto. Non so perché. Non ho la minima idea del motivo. Gli è presa oggi. Ma lagga anche l'audio? Ecco, mo pare che sia sistemato. Mo se dovrebbe essere sistemato. Anticipi e posticipi sono decisi fortemente in anticipo. Si tratta di una casualità del posticipo. Oh, assolutamente. Ciao Rosario, tutto a posto? Te? Te come stai? Ale, non c'è bisogno che lo scrivi però, non ti preoccupa. Non c'è assolutamente bisogno che lo scrivi. Ma Paoletti quando potrebbe rientrare? Sicuramente l'anno prossimo. Sicuramente. Quest'anno non credo. Anche se sarei veramente curioso di vedere giocare Pavoletti e Simeone insieme. Cosa ne pensi di Italia-Armenia 9-1? Guarda, io l'ho quasi vista. Eh. Stavamo a giocare contro una squadra di Peracottari. Novità su Nandez? Non so quali novità ci dovrebbero essere su Nandez, Rosario. Ma la Castello Crew esiste ancora, anche l'Eumas non si vede più. La Castello Crew non muore. Assolutamente. Purtroppo per vari impegni anche sul gruppo WhatsApp non ci sentiamo più come prima, ma siamo tutti vivi e vegeti, assolutamente. Ciao Albi! Comunque, regà, lo ripeto a chi si è connesso adesso che prima magari non c'era. In questa live non vorrei parlare troppo né dei Cagliari né de calcio, perché il troppo, come si dice, stroppia, no? Dopo un po' diventa pesante. Oggi voglio parlare di altro. Se poi evita il Cagliari e il calcio sarebbe meglio, perché tanto ci staranno sempre de occasioni per parlare sia di Cagliari che di calcio. Oggi facciamo una live un po' diversa, no? Ciao top player, ciao Eric e ciao Massimiliano, grazie mille, grazie mille. Parlando di obiettivi su YouTube, che obiettivi hai entro fine anno oppure entro tale data parlando di contenuti iscritti e serie che farai? Allora, io su obiettivi di iscritti non ce li ho mai avuti e mai ce li avrò. Io ripeto, tutto quello che c'ho è sempre tanto di guadagnato, quindi non pretendo e non mi fisso obiettivi perché non voglio avere la presunzione di arrivare a tot. Nel senso, quelli che arrivano, arrivano, mi vanno benissimo, mi vanno veramente benissimo. Ehm, di contenuti mi piacerebbe riportare Way che purtroppo si è bloccata per motivi non miei, nel senso si è rotta la fotocamera e quindi purtroppo non posso registrare Way, nonostante abbia già tutto fatto, copioni, grafiche, tutto fatto, anche una nuova intro. E basta, questi sono i miei obiettivi. Tra l'altro sto lavorando da veramente tantissimo a un'altra serie e
Quella ci vorrà tempo perché so video che dureranno poco, penso non dureranno più di 1 minuto e mezzo, 2 minuti. Però so faticosi da fa perché ci vuole tanto lavoro dietro. Voi non sapete quanto ci sto a lavorare dietro. E niente. Si parla di figa. Questa ce l'avete proprio qui. Cosa ne pensi delle rivolte in Sud America ed Hong Kong? Guarda, sono totalmente ignorante sull'argomento, quindi onde evitare di fare figure di merda, evito di esprimermi. Io ho sto bellissimo e bruttissimo vizio di non riuscire a parlare di cose che non conosco. Quindi evito di parlare proprio a cazzo di cane. Ciao Ale, ciao carissimo. Io sono manager in un ristorante a Manchester, vuoi venire a lavorare? E chi ce l'ha i soldi per venire? E soprattutto non so abbastanza l'inglese per poter lavorare. E soprattutto, ancora di più, non ce la farei a lasciare l'Italia. Non ce la farei. Sai portare la macchina? Non ho la patente. Quindi la risposta ovviamente è un no. Comunque l'intro dell'ultimo video è me l'ha fatta mio suocero, pensate un po'. Me l'ha fatta lui. Però purtroppo non la posso più usare perché mi demonetizza il video, essendo una canzone, la sigla di 90° minuto è sotto copyright e quindi mi demonetizzano il video. Infatti su quel video non ho guadagnato veramente zero. Comunque, a parte gli scherzi, vorrei rivolgere un pensiero alle popolazioni colpite dal maltempo, assolutamente. Il tuo non è un vizio, ma è un pregio. Beh, stando a come gira YouTube e a come gira i video in generale, lo più che pregio è un difetto. Suso che risponde a Salvini è magico, assolutamente. Hai mai guidato il motorino? No. Se calcio no e politica no. Di cosa vuoi parlare oggi? Di qualsiasi altro argomento. Cioè, io potrei pure parlare, però sarebbero opinioni mie, sarebbero discorsi fatti alla cazzo di cane, non con uno che ci ha pensato e ci ha fatto una riflessione vera e propria su quell'argomento, capito? Io ovviamente ho le mie opinioni un po' su tutto, però non le dico mai perché nessuno me le chiede, capito? Però sarebbero anche opinioni fatte un po' alla cazzo di cane. Di calcio ne parlo di più perché so che riesco a fare un discorso argomentando bene nei limiti del mio possibile. Sugli altri argomenti, capito? Come ti chiami in realtà? Samir. Il mio vero nome è Samir. Lo so, ma la cascata è meglio salirla al contrario perché altrimenti cadi e ti fai male. Dipende sempre dalle persone, Ale. Io cerco sempre di rimanere nei miei limiti perché a me di parlare a sproposito non mi piace. Chi è più ignorante tra Blur e Asso di Roma? Non li conosco, cioè nel senso li conosco su YouTube, non conosco le persone, quindi non mi permetto di giudicarli. Ti piace la compagnia? Sono una persona alquanto solitaria io tendenzialmente. Cioè sono proprio l'opposto di quello che effettivamente si riesce a vedere su YouTube. Sono proprio il completo opposto. Se mettiamo caso voi mi incrociaste per strada, pensereste che sono uno stronzo, perché io sto a capoccia bassa, zitto, meno parlo meglio mi sento. So diverso, però qua divento un'altra persona, non lo so perché, forse perché veramente mi piace quello che faccio. Ciao Giampaolo, non fa niente, parlarne a cazzo di cane a me interessa, sai quello che succede in Sud America, se non ti va non fa niente, scusa non si sia. No, ma ci mancherebbe Argo, solo che semplicemente non so bene quello che è successo ai telegiornali, li seguo veramente poco ultimamente. E, alla fine dei conti so quello che sta succedendo ad Hong Kong, ma non so effettivamente i motivi per cui sta succedendo questo, quindi
evitare, cioè evito di parlare di argomenti che non conosco benissimo, ok? Più che altro è quello. Fidati, sono due imbecilli. Sinceramente, regà, la maggior parte delle volte, raramente quello che si vede su YouTube corrisponde alla persona. Poi può essere che in questo caso è vero, però comunque non mi sento di giudicarli né in positivo né in negativo. Loro fanno il loro, io faccio il mio e stiamo tutti bene così. Comunque sono entrato nella live di Joker la scorsa volta ed è qualcosa di scandaloso che per fare un balletto chieda 50 euro e invita a donare da lui. E invita a donare da lui, non me lo sarei mai aspettato. Però Alessandro, devi anche calcolare che quello è il suo lavoro. Lui ci campa di quello, quindi è normale che faccia così. Io di YouTube non ci campo, non invito nessuno a fare donazioni, anzi mi sento pure a disagio quando succede. Bisogna entrare nell'ottica che per molti questo è un lavoro, quindi non bisogna scandalizzarsi per cose del genere perché è normale. Scusami, io volevo scrivere se ti piace la campagna. Ah, ok, ok. Dipende, dipende. Sì e no, sì e no. Non sono un grandissimo amante della natura, però perché no? Complimenti per le live. Grazie mille Giampaolo, grazie mille. Buonasera allo sguardo. Sì, lo so che Andrea ha lasciato YouTube, lo so, lo so. Confermo due coglioni. Fabri, quella è un'opinione tua, io sinceramente non me la sento di giudicarli, né in positivo né in negativo, ripeto. Non li conosco personalmente. Ultimamente sto seguendo le live di Asso e ti posso dire che sto vedendo perché mi va su il mouse, ok? E niente, mi va su. Ti posso dire che sto vedendo, almeno per il momento, una persona umile e sicuramente molto matura. Fa dei discorsi da persona matura, tuttavia sbaglia quando fa sfottò facendosi forte dei difetti fisici degli altri. Mm. Lo sai che c'è, ripeto, queste sono tutte cose che riguardano YouTube. Magari fuori da YouTube è una persona totalmente diversa. Non do giudizi, cioè non so veramente che dire perché non seguendolo non posso giudicare, capito? Sì, ma è brutto chiedere tanti soldi, ognuno può fare quel che vuole, quando vuole donare dona, senza essere invitati oppure convinti. Ma seguendo questo ragionamento, però, nessuno dovrebbe più di niente, perché, per esempio, quando se magari chiedono i mi piace, se uno lo vuole lo lascia. Io, per esempio, non li chiedo mai. Io mettevo quell'iconcina nei video, mettete mi piace, iscrivetevi, perché mi piaceva l'idea che si vedesse quelle cose, ma non lo faccio perché voglio che la gente faccia quello, perché se la gente vuole mettere mi piace, a prescindere che io glielo dico o no, lo mette. Io infatti sono uno di quelli che su YouTube non mette quasi mai mi piace, perché è una cosa inutile, secondo me. Poi cambia da persona a persona. Quindi, indipendentemente dal fatto che lo chieda o meno, se uno può donare, dona. Quindi, che lui lo chieda o meno, la cosa non cambia. Anch'io seguo Asso, su certe cose non sono d'accordo con lui, ma è normale, ovviamente. Asso di Roma manca di rispetto alle altre squadre e elogia la Roma per niente. Vabbè. Ti piace il mare? Molto, moltissimo. Io vorrei organizzare per Lecce, ma è tardi e da solo non mi va di andare. Sarebbe bello fare sta trasferta a Lecce. Lo so, Miro, potrebbe anche essere un criminale in fin dei conti, noi non lo sappiamo, però quelle volte dove mette da parte il personaggio la persona ispira fiducia, poi non saprei. Ecco, io sono uno di quei rari casi che
non ha il personaggio. Cioè, io effettivamente non è che faccio cazzate, esagero o cose del genere. Cioè, io mi comporto normalmente e sono la persona più sincera nel mondo. Anzi, me lo dice pure la mia ragazza, tu sei troppo sincero. Perché certe volte dico cose in cui è meglio che sto zitto. C'ho sta cosa di essere estremamente sincero. Da una parte mi piace sta cosa. Che musica ti piace? Ma ascolto veramente di tutto, guarda, se te facessi vedere la musica che c'ho sul telefono, te prenderebbe in colpo. C'ho veramente di tutto, di tutto. In effetti noi non andiamo al bar a prendere il caffè proponendo di nostra spontanea volontà il prezzo. Anche YouTube è un servizio, ognuno può fare e chiedere ciò che vuole, donazioni incluse. Assolutamente, ma il problema è che molte persone non sono entrate nell'ottica che canali che hanno veramente tantissimi iscritti non prendono YouTube più come un hobby, ma come un lavoro. Quindi è normale che possano chiedere soldi o chiedere le donazioni. Questo molte volte le persone non lo capiscono. Ah, vedi, c'è mio suocero. Ciao Dani. Ciao Dani. Cosa ne pensi di Mourinho al Tottenham? Grande allenatore. Hanno fatto bene esonera a Pocettino. Lo sapevi che il piatto tradizionale in Sardegna è su porceddu? L'hai mai assaggiato? Purtroppo no. Ci sono sempre, immancabile. Grande Dani. Un bacione. Ci vedremo sabato prossimo, no? Questo è il prossimo. A meno che non torni venerdì, se no ci vedremo venerdì. Tuo suocero ti fa Cagliari? No, no, mio suocero ti fa Lazio. È della Lazio. Anzi, vi presento, ragazzi, mio suocero, ragazzi. Per Lecce stanno organizzando voli charter da Cagliari. Ho letto Giampaolo e sono contento. Sono proprio contento che ci sia proprio un esodo dei cagliaritani a Lecce. Noi mi piace condivisione e queste cose sì, ma non cambia niente. Se tu vai a vedere non cambia niente, perché il risultato è lo stesso. Se uno vuole e può fare una cosa, la fa a prescindere che includa i soldi o meno. È quello il fatto. Non ho assaggiato niente di sardo, ragazzi, niente. Qual è il tuo piatto preferito? Il polpettone. Lo so, Milo, infatti non ho capito mai sta cosa del personaggio su YouTube. Molti la usano anche per paracularsi, ho visto. Perdonami. Tranquillo, Ale. Molte volte è anche una scusa, assolutamente. Molte volte la si usa come scusante per andare oltre quelli che sono i limiti. A me sinceramente sta cosa non piace. Io solo una volta sono andato oltre i limiti, ma non ho fatto niente di che, dai. Asso ha detto che a noi sardi dovrebbero farsi inculare dalle pecore. Uno che dice una roba del genere merita solo sberle. Ma secondo te l'ha detto perché lo pensava o l'ha detto perché sa che la gente poi gli dà contro e questo gli porta ancora più visualizzazioni? È quello, Albi, è questo il discorso che devi fare. Ciao Cisio, complimenti per i tuoi ultimi video. Ti avevo criticato per il video sulla classifica finale della Serie A, ma il video dello stadio a Roma e quello su Andrea Mereu sono splendidi. Grazie mille, Cisio. Grazie mille. Ciao Dani, sono un fan di Miro. Mi sono No, ha detto semplicemente, se non mi sbaglio, Giampaolo che stanno preparando voli charter da Cagliari per la trasferta di Lecce e sono contento di questo. Oltre a Roma, sei mai andato a vedere il Cagliari in trasferta in altri stadi?
Sì, solo in uno, che era Siena. Sono andato a vedere Siena-Cagliari. Tra l'altro nella tribuna del Siena perché il biglietto costava 5 euro, un cazzo. Partita bruttissima, finita 0-0. Hai dei parenti in Sardegna? Da quello che so, sì. Però so anche che non sono in buoni rapporti con mia madre, quindi non ho la possibilità di andarci praticamente. Non so nemmeno come si chiamano, quanti anni abbiano, quanti so. Quanti anni hai? Ne ho fatti da poco 23. Li ho fatti 9 giorni fa. Devi provare i mallo reddusu e a sa campidanese, piatto che rappresenta meglio del Sud Sardegna e anche tutta la Sardegna. Va bene. Quando l'ha detto per il personaggio, non credo che Asso pensi queste cose, tuttavia mi incavolai per quello e trovo il suo personaggio indigesto, la persona invece mi sembra gradevole. Infatti bisogna sempre scindere la persona dal personaggio. Cioè, Miro, hai visto che bell'articolo sulla Gazzetta Online su Nainggolan? Chi conosce Cagliari sa bene quanto belli e genuini siano i posti familiari al Ninja. No, non ho letto l'articolo. Non ho letto l'articolo, sinceramente. C'avevo un coso per leggere i giornali online, ma non funziona più. Ovviamente è gratis. Lui lo pensa seriamente, il problema è questo, mi è sembrato abbastanza sincero nel dirlo. Forse è lui che voleva essere sincero, far sembrare di essere sincero nel dirlo. Può essere anche che che lo pensa veramente, ma questo noi non lo sappiamo, lo possiamo solo supporre. E a supposizioni il mondo non va avanti. Un giorno magari se vieni in Sardegna incontri i tuoi parenti. Non so nemmeno dove stanno, veramente. Non ho la minima idea di dove siano. Penso comunque sempre lì a Siniscola o comunque nel Nuorese in generale. Che zona della Sardegna? Dovrebbe essere, credo, o Siniscola proprio o il Nuorese. Grazie Ale, grazie mille. Mangerò tutto, Christian, tranne il caso Marzu. È più forte di me, scusate. Non ce la faccio proprio. Sarà buono quanto vi pare, ma non ce la faccio il caso Marzo. Troppo, troppo. Mi chiedete troppo. Tocca fare la serata la settimana prossima, vado a San Lorenzo. Ah, serata di che io alle 10 già sto a letto. Perché il Cagliari deve giocare le partite in Europa fuori dalla Sardegna Arena? Perché la Sardegna Arena non può ospitare. Scusate, non può ospitare partite di Europa League perché lo stadio non è adatto. Madonna, quanti commenti, raga, non gliela faccio a salvare appresso. Ciao Miro, sei da tanto in live? Una mezz'oretta, Nico, non ti preoccupa. Un bel locale e buona birra, ci facciamo un salto. Un giorno quando sarà volentieri, ma alla sera proprio no. Anche perché io mi muovo coi mezzi poi. Esatto, bravo Miro, bisogna sempre scindere il personaggio dalla persona, però il problema è che è una specie di novità che viene usata solo su questa piattaforma o quasi, comunque nessuno è abituato a questi discorsi, quindi è un po' difficile fare distinzione. Assolutamente, però le persone col cervello la devono fare, la devono fare. Nel Nuorese deve girare scortato, perché? Perché non ce la fai? Perché caso Marzo è il formaggio quello coi vermi, non gliela faccio. Sai che significa il paese dei Kenzeneke? Cioè, li ho sentiti di nomi, ma non li conosco proprio. Devi provare anche il porceddu, lo devo assolutamente provare perché io sono carnivoro, io campo di carne. La carne, cioè a me da ma carne so felice. Il pecorino già mi piace di meno perché è veramente molto molto forte come sapore. Lo mangio se c'è sta, però. Siniscola e la Caletta sono posti meravigliosi, idem Budoni. Non mi esprimo.
Per la deroga UEFA gli stadi non devono essere in tubi innocenti, la Sardinia Arena è tutta così a parte la centrale, mi sembra. E io non so come è fatto, però sinceramente mi sembra anche inutile chiedere una deroga se sai già a monte che lo stadio non può ospitare le partite. Mi sembra veramente inutile. Passo io a prenderti alle 22, però è... Vabbè, chi io sono vecchio dentro, io ci già sto a letto. Ti do una bella notizia, esiste anche una versione del caso Marsu senza vermi, quindi un po' meno Marsu. Allora, quella la posso assaggiare, dai. Quella sì. Il problema della Sardegna Arena è che è una struttura rimovibile, per il resto va tutto bene, esiste qualche piccola possibilità di giocare in deroga. Sinceramente la vedo difficile, non impossibile, ma difficile. Hai seguito il summit tra allenatori, giocatori e Rizzoli sulla questione VAR? Ho visto giusto lo spezzone di Ancelotti, ma nulla di più. Un consiglio, quando farai il porcetto allo spiedo, sotto piazzaci due belle fette di pane, così il grasso che cola va tutto sul pane ed è una cosa che ti manderà in estasi. Prenderò... assolutamente farò così, assolutamente. Non voglio parlare di Astro, però il classico romanista sempre vista. Sta gente vede solo la Roma, poi sti dissing che fa mi danno tristezza. Ma secondo me, cioè, il dissing in generale su YouTube è una delle cose più inutili e senza senso che possano esistere. Una delle cose più inutili che possano esistere. Veramente inutile il dissing. Non ti facevo così introverso, mi piace molto perché anch'io sono così. Io sono veramente tanto introverso, tantissimo. Voi conoscete di me un milionesimo, anzi, conoscete di me quello che io voglio farvi conoscere di me, perché se no, ovviamente le cose più private non è che vengo a di qua. Però diciamo che la maggior parte delle cose, ma anche per esempio parlare di argomenti banali, sono sempre opinioni che tengo per me, perché io non ce l'ho sta fissa come ce l'hanno a quanto pare in molti su YouTube, di dover per forza dire la propria, come se qualcuno gliel'avesse chiesto. Ogni volta, cioè ogni tanto, stare nel proprio orticello senza per forza dire la propria opinione non fa male. Io questo non, non riesco a capire. Perché tutti hanno sta cosa di voler dire la propria. Tutti devono dire la propria su qualsiasi cosa. Infatti, per esempio, pure a me oggi al lavoro, dato che in questa scuola dove mi hanno mandato, fortunatamente sono arrivati anche due ragazzetti, tra l'altro pure più piccoli di me, a lavorare. E c'è uno che sta sempre a scherzare, ride, scherza. E invece a me mi dicono che a me non mi si vede e non mi si sente, perché io più di quello, più del buongiorno, ciao, buonasera, non è che ti dico, non ce la faccio a essere più espansivo, perché io a domanda rispondo, ma più di quello non ti dico, cioè so così io. Non so, non ricordo se ne hai mai parlato, ma sono curioso di sentire la tua su Zeman. Ti dico solo che quando arrivò io già sapevo che saremmo retrocessi. Ti dico solo questo. Non mi è mai piaciuto. Anche se la mia idea di calcio è molto simile alla sua. Chi preferisci come allenatori tra Ancelotti, Conte o Sarri? Conte. Che genere di musica ti piace? Di tutto. Io mi ascolto di tutto.
letteralmente di tutto. Però il genere che mi piace di più è il rap, no trap, rap, rap. Che lavoro faccio l'addetto mensa allo sguardo. Addetto mensa negli asili e scuole elementari. Ciao Marti, ciao caro. Anche Van Gogh era introverso, ma genio vero, perciò consolati. Sì, ma io non so Van Gogh. C'è sta piccola differenza. Trap non è musica, rap sì. Ma non me... Non so d'accordo, nel senso, il trap è una musica che fatta da alcuni mi piace e fatta da altri no. Non riesco a essere dell'idea che un qualcosa che non piace non possa essere musica, perché tutto può essere musica. Però ci sono persone da cui riesco ad apprezzarla, una di quelle per esempio è Tasso Prim, che riesco ad ascoltarla, e altri che mi dà veramente fastidio. Ci sono dei pro e dei contro in ogni genere, non so uno di quelli che ostacola un genere a prescindere perché non è dei miei gusti. A me, per esempio, Vasco Rossi fa cagare, mi fa veramente schifo Vasco Rossi. Però cioè, a chi piace, anzi piace alla maggior parte delle persone, però io proprio non ce la faccio, non gliela faccio. Rapper preferito, Caparezza. Non deludermi allora, te pompi pure Night. Se tu vedi, io questo piercing qua, l'ho fatto perché nel 2009 ho scoperto Night. Io Night l'ho scoperto nel 2009. 2009. Forse una delle sue prime, se non la prima canzone che fece, che era No Story, una roba del genere, e fu uno di quelli di cui mi innamorai subito. Comunque sì, assolutamente sì. Assolutamente lo sguardo, ogni genere musicale ha i suoi perché. Ti piace Salmo? È sardo. Regà, a me Salmo non piace. C'ha uno stile nelle basi che ricorda molto più l'hard rock piuttosto che il rap. E sinceramente ha una frequenza che a me non piace, mi dà fastidio ascoltarlo, quindi non ce la faccio. Poi ci stanno alcune canzoni che mi piacciono, eh. Per esempio io De Salmo, l'unica che mi so sempre ascoltato e che mi è sempre piaciuta è di Sobey, però oltre a quella non mi sono mai sentito tanta altra roba De Salmo. Io sono vecchio con la musica, amo il jazz, per esempio, la gente dice che sono strano, fottetevi, ma non esiste stranezza nella musica. Io, per esempio, sono un amante della musica, io la amo tutta. Se vi faccio vedere, dato che io la musica me la scarico da internet, ieri sera, ciao Candy, ieri sera mi sono fatto un giro su Spotify per cercarmi le canzoni, per poi scaricarle. Vi faccio vedere quanti screen ho fatto. E la maggior parte, poi, sono anche straniere. Tipo, questa è straniera. Io ho canzoni, oddio, ho canzoni giapponesi, cinesi. Tipo, questa è una canzone russa. Ce n'ho anche di canzoni russe su iTunes. Questa è araba. Cioè, ce n'ho un botto. Questa è israeliana, ma devo scaricare. Cioè, io mi scarico veramente il mondo. Il mondo, c'ho un botto di canzoni. Grandi, anch'io sono un grande fan, anche se l'ho scoperto tardino nel 2013-2014. Io ne ho scoperti due. Io due rapper ho scoperto. Night e Fedez. Io Fedez i primi tempi, che quando non lo conosceva nessuno, e sono stato uno dei primi a scoprirlo, me lo ascoltavo. Dopodiché m'è calato. Masini, Renga, Raff, Stadio, descrivi tutti questi artisti. Allora, quasi nessuno mi piace,
devo essere sincero, o nel senso, mi sono ascoltato veramente troppa poca roba per poter dare un giudizio. Ma comunque prima del boom che ha avuto con gli occhi della cioè, io lo seguo da Raptus volume 1, fate conto. Anzi, da No One, mi pare si chiamasse il primo EP, una cosa del genere. Liga tutta la vita, sono un suo fan da quando ero bambino. L'anno prossimo sarò presente a Campovolo. Liga, per esempio, non me l'ascolto. Murubutu, assolutamente sì. Rancore, assolutamente sì. Assolutamente. Io infatti sto bramando un feat tra Rancore e Caparezza. Sarebbe bellissimo. Murubutu è spettacolare. Cioè, a livello di testo, Murubutu, Rancore e Caparezza stanno al di sopra di tutti. Di tutti. A livello di testo. Non li batte nessuno. Caro mio, non sei l'unico, anche a me piace il jazz, anche se il mio genere preferito è il rock. Non sei sano, anzi, soprattutto non sei l'unico. L'esonero Accerotti è quotato 40 alla SNAI, andiamo bene. Anche io ascolto tutto tranne trap e techno, però. Io ascolto tutto. Non mi faccio problemi. Pantanelli, intervistato oggi, ha detto che Catania e Cagliari sono nel suo cuore, insieme al cappello. Se penso a Pantanelli, io penso al cappello. Per me Miro piace tutta la musica 90, piace tutta la musica 90% rap, ma mi piace un gruppo in particolare. The Portugal Man, non so se è presente, sono bravissimi eppure non sono rapper. Non li conosco. Ti piace Ion e il Gitano? Non li ho sentiti abbastanza, devo essere sinceramente. Vi prendete per il culo se vi dico che nel 2020 compro ancora CD e vinili originali, ma perché te dovremmo prendere per il culo? Assolutamente. Ci mancherebbe. Ciao Max, hai mai ascoltato Domenico Bini? Non ho la minima idea di chi sia. Grazie Argo. Il Cagliari mi ricorda l'Empoli della Coppa UEFA. Siete andati in Coppa UEFA? Quando? Io mi ricordo il Livorno in Coppa UEFA, ma l'Empoli no. Mi piace molto per la sua voce, lo ascoltavo più da piccolo, ma come testi Caparezza è uno dei migliori se non il migliore. Gio Cassano non ho la minima idea di chi sia, Ozuna non lo conosco. Quanto sarebbe bello rivedere il Catania in Serie A e magari anche il Bari, perché no? Scusate un attimo, ragazzi. Scusate un attimo. Eccomi. Allora. Pantalone è il mio idolo, me ne innamorai subito ed ero felicissimo della sua presenza nel mio primissimo gioco di calcio, PES 4, cappellino incluso. Pantanelli magico. I The Portugal Man penso che se senti una canzone li conosci subito. Prova a cercare su YouTube. Dopo me li sento. Io da piccolo ascoltavo accanitamente Laura Pausini. Non mi fa impazzire. Il gitano si è sparato. Non è che gli hanno sparato. Io sapevo che cioè, l'hanno ammazzato. Ascolta Domenica Bini, fidati. Madre sta facca di sto mondo e quell'altro. Domenico o Domenica Bini? Ci sto capendo un cazzo. Nel 2006-2007 l'anno della Juve era in B. Ah, non me lo ricordavo. Pantanelli è come Benji Price, questa è bellissima. Io l'altro giorno ho scoperto cose che mai avrei immaginato. Kevin Champions me lo ricordo. L'Empoli in Coppa UEFA non me lo ricordavo minimamente. Io mi ricordo il Palermo in Coppa UEFA, sì, quando andò a giocare la finale Coppa Italia con l'Inter. L'Inter era già qualificata per la Champions League.
e quindi il Palermo automaticamente andò in Europa League. Pantanelli il miglior portiere di sempre, mo' ci allargamo. Ti piace Giovanotti? No. Diciamo che del genere pop commerciale so pochi quelli che mi piacciono. Cosa pensi del Cagliari che è la mia vita? Semplicemente la mia vita. A zero. Pensa un po'. Ha litigato con un suocero, si è chiuso in camera e si è sparato per amore. 30 anni di porca troia. Gio Cassano è stato un grande rapper morto ormai 20 anni fa, molto giovane. Cercalo su YouTube, ti piacerà sicuro. Era una bomba. Lo cercherò. Ho i bellissimi anni dell'Udinese in Champions con Burkic tra i pali, mamma mia. L'Udinese in Champions era tanta roba. Ti ricordi un paio di anni fa il Sassuolo in Europa League? Assolutamente sì. Il Palermo andò anche in Champions, se non sbaglio. Ci andò anche il Piso, almeno andò in Europa League. Io questo non me lo ricordo. Palermo in Champions non me lo ricordo. In Europa League sì. In Champions io mi ricordo la Samp, che poi tra l'altro era lo stesso anno in cui è retrocessa la Samp in Champions. Era l'anno di Vannucchi, Saudati, Boucher, Pozzi, Raggi, Balli, mamma mia. Mamma mia. Igli Vannucchi. Tornando a parlare di calcio, il buon rendimento del nostro ex portiere Silvestri non mi stupisce, l'ho sempre reputato bravo, ma Cellino se lo portò con sé al Leeds. Forse preliminari il Palermo. Forse sì. Playoff di Champions League Sampdoria Werder Brema. Era Werder Brema, mi ricordavo lo Schalke io. Puoi ascoltare? Non posso, se no mi seccano la live per copyright e non posso più fare live per un mese. Già ci sono passato. Non posso ascoltarla in diretta. Il Chievo fece preliminare. No, se non mi sbaglio, partecipò proprio alla Champions. Ma non è uno famoso. Ho capito, però è un attimo. È un attimo che mi seccano per copyright. Chaos One. L'ho già sentito, ma non ho sentito niente. Non ho sentito assolutamente niente di questo. Famo così, io mi metto le cuffiette, così almeno non si sente, e me lo sento con le cuffiette. Tanto assalti frontali tanta roba. Assalti frontali e coso. Quelli che hanno fatto pure la canzone Corpiotta, come cazzo si chiamano? Aspetta, come cazzo si chiamano? Il muro del canto. Il muro del canto, tanta roba. Allora, Axis pure bravo, non so se conosci, no. Domenico Bini, San Giuseppe. Mo me lo sento. Chi ti piace come cantante italiano? Caparezza. Per te la squadra più importante italiana chi è? Inter, Juve o Milan? Per me la squadra più importante è il Cagliari. Poi delle altre ci pensano le altre. Per me la squadra più importante è il Cagliari. Allora, tanto se no non usciamo, no? Domenico Bini, San Giuseppe. Oh, regà, se mi fate sentire una pece... Ah, regà. Ma che cazzo mi state a far cercare?
Ma io ho capito chi è. Ma vaffanculo, raga. Il Super Cafone è storia. Io ho amato tutto il mixtape Musica Cicatrene di Mezzo Sangue. Io non c'ho tutto il mixtape, mi sono sentito solo Mezzo Sangue, proprio di Mezzo Sangue. Un'altra canzone che Piove Musica, mi pare si chiamasse, che è spettacolare. Amiro, tornando a parlare di Caparezza, sai che venì nel mio paese di poco meno 3.000 abitanti a suonare? Non mi ricordo precisamente gli anni, io ero piccolo, ma dopo il 2000 e prima del 2010, sicuramente. Sicuramente. No, è possibile perché è venuto anche a Roma a fare delle serate quando aveva praticamente... non era ancora famoso. Un Tiarba. Non ci ho avuto nemmeno il coraggio di sentirlo perché ho capito l'individuo. Flaminio Mafia mi sono sempre piaciuti a me. Mio padre mi racconta che dopo il concerto lo fecero sedere con loro a fare un mega cenone con tutti quelli che avevano organizzato il concerto e Capa si ubriacò di brutto. Ascolta di Lucas Castro, già lo ascolto. Sto a rosicà che su YouTube non ci stanno tutte le tracce del disco perché mo vorrei scaricare. Ti piacciono i nomadi? Mm. Ti piace la margherita, certo. La mia preferita è margherita col prosciutto crudo sopra. La mia pizza preferita. Benji e Fede, qualche canzone. Chissà che fine ha fatto Druce Baldazzi. Vendetta vera. Ti rispondo subito, Ale. Nelle verdure non ci vado matto, Christian. Il piatto che odi di più? Ce ne stanno tanti. Sai cosa sono i mamutones? No, purtroppo non sono un esperto di cultura sarda. Pecco molto di cultura sarda. Secondo te Andrea Mereu tornerà? Assolutamente sì, assolutamente. Ehm, YouTube è una droga. Una volta che cominci, te puoi staccare per un periodo, ti puoi disintossicare per un periodo, ma ci torni sempre perché dopo senti la mancanza. Conosci Sapanata? Assolutamente no, Ale. Non conosco niente praticamente della Sardegna, conosco veramente pochissime cose. Ascolta Ben Arpen, tanta roba. Sentiamo sto Ben Arpen. Ben Harper. Metto questa. La prima che mi è capitata la metto. Ho messo Diamonds on the Inside. I Sugar Free non li conosco. Ma prima o poi avrà il tempo. Ah, tempo al tempo avrai l'occasione di saperne di più. Lo spero. Gio Cassano, mo lo cerco e dopo lo sento. Intanto mi sto a sentire questo qua. Consigliami una canzone, Argo. Una canzone di Gio Cassano.
Comunque Albi, bella voce ma non mi fa impazzire. Non mi fa impazzire per niente. Non mi gusta, non mi gusta. Dio lodato. Ok. Oddio, com'è old school. Madonna. Ma è lui che parla un po' con accento inglese o è mezzo inglese? Ciao Alessio, ciao. Riccardo, non so a te, ma a me affascinano parecchio le storie bellissime che si raccontano, tipo quella dell'Accabadora. La storia di Saccabadora la conosco. Sabatalla non so cosa sia. Comunque è un onore, parlo per me, vedere due persone come te, Andrea Mereu, vedere che amate così tanto il Cagliari, non essendoci nemmeno mai stati. Questo è bellissimo, forse già te lo dissi. Eh, ti ringrazio perché è sempre bello ricevere commenti del genere. È bellissimo, veramente. Tanta roba, Argo, tanta roba. Veramente tanta roba. A sentire queste cose old school. Veramente tanta roba. Te ne consiglio una io, allora, se mi permetti di consigliartene una, che è leggermente, è molto molto più lenta di questa, e aspetta, è di Claver Gold, adesso ti scrivo il titolo. Claver Gold. Ti posso dire che io una volta finito di ascoltare quella canzone avevo i brividi, avevo la pelle d'oca e ero commosso. Ero commosso. Una delle canzoni più belle che mi sono entrate dentro che io abbia mai sentito. Te la consiglio veramente tanto. Poi ovviamente è una questione dei gusti, però hai mai sentito i tre allegri ragazzi morti? No. Grazie a te Andre, perché innanzitutto è un piacere, e poi è bello vedere persone vere amano la nostra città e la nostra squadra. Cagliari ha bisogno di questo. Ti ringrazio veramente Ale. Per me cioè, è una cosa che mi viene veramente naturale, quindi non mi devi ringraziare. Ciao Argo, alla prossima. Mi hai svoltato la serata, sono con te addirittura. E di Fishball che pensi? Che delusione scoprire che è sarda.
Penso che devo pensare? Che poi pensate, Fishbone? Cioè, non è che ci puoi avere un pensiero. Mi hai rotto le palle, mia madre fa i dolci della zona nostra, Cristo. Vengo a portarti a casa di nascosto e ti riempio di zippo, le amarette e vino buono. Madonna, una minaccia proprio. A me fanno cagare le mandorle, Fabbri, mi fanno veramente cagare. Mi danno fastidio proprio le mandorle a me. Mo l'ho nominata e mo ma voglio sentire soffio di lucidità. Regà, sentitevela che è bellissima. Sempre, Francè. Guarda, Christian. A Roma si chiamano bruscolini. Già ci ha pensato Castro a fare l'album. Momento culinario. Hai mai assaggiato il topinambur? Io oggi per la prima volta e cazzo quanto è buono. Mai assaggiato? Bravo Miro, sei un grande, è un piacere avere un tifoso romano che tifa il Cagliari. È il massimo, vale lo stesso per Andrea Moreo. Grazie mille Alessio, grazie mille. Aspetta che non ce la faccio a parlare e a sentire la musica allo stesso tempo, mi impappino. Io ti volevo chiedere una cosa che non c'entra nulla con la musica. Secondo te Astori potrebbe mai nascere un gemellaggio a Cagliari e Fiorentina? Ce ne immagino da tanto. Secondo me la morte di Astori mm, non obbliga per forza le due società a gemellarsi. Mm. È semplicemente una persona che abbiamo perso in comune. Secondo me nulla di più. I bruscolini ci chiude i pistacchi, quelli verdi costano tipo 9 € al chilo come loro, sì. A me, io i noci, mamma mia, i noci sono drogato io dei noci. Le noci sono buonissime. Ma una cosa, ma perché la Roma è stata tirata fuori da sta storia del povero Astori? Ha giocato anche lì, seppur per poco. Se per questo è stata tirata fuori la Cremonese, è stato tirato fuori il Milan, che sono tutte squadre in cui ha militato. Ovviamente negli ultimi è stato 6 anni a Cagliari, è stato anche il capitano, è stato capitano della Fiorentina, è normale che comunque venga ricordato principalmente per quelle due esperienze. Ma quanto è bello studiare fisica insieme alla live di Miro. Non so come fai a studiare e a sentirmi contemporaneamente, io non ce la farei mai. Comunque grazie che ti faccio compagnia. Anche le noccioline, sì sì, pure le noccioline. Il muggine? Non ho idea di cosa sia. C'ho paura, alza troppo il volume perché poi c'ho paura che il microfono sente tutta la musica e mi blocca le live. È un pesce. Mai sentito? Mai sentito in vita mia? Negli anni 90 i giocatori del Cagliari fecero un CD per beneficenza. Cantarono anche Vittorio Sanna e Bruno Corda. Lo so, l'ho visto, cioè, ho visto il video della canzone di Bruno Corda e Vittorio Sanna. Dovresti assaggiare anche il torrone, quello sardo è speciale perché ha il miele, è buonissimo. Va bene. Ti piace la bottarga mai assaggiata? Il muggine è un pesce, ok. Da sardo me ne vergogno quasi, ma sono l'unico a cui fa schifo il pesce in generale. Io, per esempio, non so un amante del pesce, non è che faccia impazzire. Eh,
Però, cioè, il pesce mio preferito, che proprio me lo sparerei endovena, è il salmone. Salmone, fermete. Come si dice a Roma, pure in capoccia antignoso il salmone. Cioè, veramente, salmone. Pure la bottarga va provata. Che consiglio su un crostino con un filo d'olio sopra. Frutto preferito, non mangio frutta. Io, regà, mangio praticamente solo carne. Infatti penso che mi prenderà qualcosa, qualche tumore brutto al colon prima o poi. Ma sti cazzi, se viene una volta sola. Cavallo manzo al sangue. Arrosticini. Gli arrosticini. Ne vogliamo parlare degli arrosticini? Per esempio, l'unica carne che non mi piace è l'abbacchio. L'agnello, praticamente. Perché abbacchio è romano. L'abbacchio troppo grasso, mi dà fastidio troppo. La mangi al sangue la carne, è un altro modo mangiarla con quella cottura. Non troppo al sangue, però decisamente non ben cotta. Ok? Tra la cottura media e al sangue, perché se io vedo ancora al sangue mi dà fastidio, essendo emofobico. Mi fa schifo. Non ce la faccio. Ti piace il risotto allo zafferano? Sì. Salsicce secche e prosciutti crudi? Vado a nozze. Vado a nozze. A me la carne non piace tanta, mangio di più pesce e verdura. Io no, io l'opposto proprio. Sei mandato alla Pampa? Fanno carne argentina e danese. No, non ci sono mai andato. Mai andato. La mela quando si inizia a mangiarla si è sempre scazzati e non si vede l'ora di finirla. Quando sto a finire mi manca da morire e non vorresti finirla mai. Ma io non so un patito per la frutta. Allora devi prendere il primo volo per Cagliari, magari Ale, magari. Fosse per me l'avrei già preso. Già stavo là. Fosse per me io già stavo là. Fosse per me ci verrei pure a vive. Ti piace la pasta, ovviamente? Ovviamente sì. A chi è che non piace la pasta? Senza offesa, ma pare che le cose che facciano bene ti fanno schifo. Ma non è che non offesa, Nico, alla fine dei conti è vero. È vero. Cioè, raga, io non è che so così, eh. Cioè, non è che so secco. Ripeto, io so più largo che alto. Cioè, la crosta del maialetto, ho detto tutto. Un buon minestrone di verdure, per carità, a me brodi, brodagli e brodini mi fanno cagare il cazzo. Mi fanno cagare il cazzo. Legumi ne mangi? Pasta e fagioli. Hai visto quello che è successo a Venezia? Cosa ne pensi? Penso che siamo un paese ridicolo. Faresti bene, perché comunque si respira un'aria limpida e tutto sommato si vive bene, eccezione fatta un po' per la crisi, ma vabbè, ma quello ovviamente è un po' dappertutto. Quello un po' il riso mi piace. Non ne mangio tantissimo perché riempie da morire a bestia proprio.
Devo assaggiare la codenna del maialetto. Quanto sei alto? Quanto so basso? Sarò poco meno di 1,65. Sono veramente basso. Sono 1,80 m, voglia di crescere. Io di pasta ne mangio. Vabbè, basta. Pasta e fagioli ne ho oggi a pranzo e ne è avanzata anche per cena. Dai, vade pasta e fagioli. Però per esempio io pasta e fagioli asciutta, perché col brodino mi dà fastidio. A me i brodini mi danno fastidio. A me tutto ciò che sa di acqua sporca non ce la faccio a mangiarla. Per esempio l'anguria, anzi, ercogomero, perché io sono romano, si chiama arcogomero. Non gliela faccio a mangiarlo, mi sa di acqua sporca, non gliela faccio. Ad Amsterdam queste cose non succedono, tra mignotte e fumo ho visto come sono organizzate pure lì come in Venezia, qui i sordi se li mangiano, capito? Le polpette, porca troia se mi piacciono. Il mio piatto preferito è il polpettone, quindi allora distacco di 20 centimetri, anche se ho 17 anni. Lo so, regà, io so basso, so veramente basso, purtroppo. Fossi stato, a me mi sarebbe bastato essere, arrivare almeno al 1,70 m, mi bastava quello, non chiedevo tanto. Ti piace come si sindaca Virginia Raggi? Come chi l'ha preceduta e come chi verrà dopo di lei non ha fatto un cazzo e non cambierà mai un cazzo a Roma. Quindi non, non è che non ti può piacere chi non fa qualcosa. E che orientamento politico sei? Io generalmente mi definisco semplicemente come antifascista. Poi ho le mie idee che possono essere a volte di sinistra, a volte di destra, ma comunemente sono antifascista. Anche le anguille sono molto diffuse in Sardegna, anguilla e rosta soprattutto. Il vero nome è cocomero, ovviamente. Ti piace il sushi? Mai assaggiato e non ci avrò mai il coraggio di assaggiarlo. Può essere buono quanto mi pare, ma non gliela faccio. Cioè, tra sushi e la pizza, pizza. Che cazzo è il sushi? Ma frega, non è che cambi la vita. Ah sì, lo so, Nico, lo so, ci mancherebbe. Però, capito, essere un tantinello più alto mi è piaciuto. Io sono drogato di cucina messicana. Mai assaggiata. Però non so un patito del piccante. Mm. Questa live si sarebbe potuta intitolare In cucina con Miro, esatto. Virginia Raggi è peggio di Cherry. Pizza come? La mia preferita è margherita col prosciutto crudo. Le anguille, la treccia arrosto, mi hai detto, sono queste cose che dovrai mangiare quando verrai qui, resterai a bocca aperta. Lo spero, lo spero, c'è fantastico sopra, voi non sapete quante volte. Ti piace il piccante? Quando non è eccessivo, sì. Dolce o salato? Salato. Ci pensi che per ogni volta che leggi un messaggio da una persona diversa, lì dietro uno schermo c'è un ragazzo con faccia diversa, vita diversa? È una figata da pensare, è una figata da pensare perché manco ti viene in mente quando leggi i messaggi. Effettivamente, se uno ci si mette col pensiero è figo. E mi rende molto orgoglioso questo, perché, perché ce l'ho fatta con le mie forze. E questo è bellissimo, è bellissimo. Addirittura Ale, grazie. Grazie Ale.
Ah, davvero, Christian? Non mi hai detto. Se mangi tutti i prodotti della nostra zona li prendi a bene, sicuramente. Ciao Raimondo, grazie, grazie. Ti piacciono le patatine al sacchetto, quelle fritte, quelle al forno? Io amo le patate, anch'io. Mm, L'unica che non mangio sono quelle lesse. C'era allenatore è possibile, secondo me, esatto. Il tuo obiettivo deve essere poter riempire la Sardegna Arena con gli iscritti. No, il mio obiettivo è quello di poter andare alla Sardegna Arena. Quello è il mio obiettivo, ma più che obiettivo, sogno, perché definirlo obiettivo è una cosa proprio per pialla alla leggera, perché è un sogno. Le uova? Sì. Fagioli sì. Però non ci vado matto né per le uova né per i fagioli. Ciao Zlatan, faccio l'addetto mensa negli asili e nelle scuole elementari. Il tuo canale sta crescendo sensibilmente a 2000 iscritti, ci facciamo una bella cena, magari. Magari. Torta preferita? Mm, bella domanda. Il mio dolce preferito in assoluto è la viennetta. Ti piace l'elicrisio e la marachella? Non ho la minima idea di cosa siano. No, non mi fa. L'ho assaggiate, Ale, non mi piacciono. Sì, Fabri, te non ti immagini i film mentali che io mi faccio su sta scena. Tu non ti immagini. Tu non ti immagini quanti film mentali io mi faccio su ste scene. Non ti immagini. Non ti immagini. Fa l'addetto mensa. Da mai Bintottasa. Non ho capito l'ultima parte, Albi. Come la vedi domenica la partita contro il Lecce? Per me sarà durissima, avendo tanti ex, alcuni vorrebbero riscattarsi. Immagino un Farias avvelenatissimo che vorrà farci gol. Ma sinceramente sulla carta siamo superiori. E poi c'è anche da dire che Lecce in casa fa generalmente male. Quindi le ghiocciole intendi il tipo di pasta? Ale? Io ci sono stato in nord, la Bombonera scansa di proprio. Che sogno, è un sogno. Quando vedi le partite ascolti Vittorio Sanna? No, perché me le guardo su Sky. Sull'applicazione dove c'ho io le stazioni radio non c'è Radiolina, quindi non. Ah, le no, non mi piacciono. No, quelle gli piacciono a mia madre. Mia madre ce l'ha matta. A me no. Mi fa anche abbastanza senso. Non ci ho mai avuto il coraggio di assaggiarle, devo essere sincero, però. Ciao Nico, buon proseguimento. Tanto io mo mi fumo l'ultima sigaretta e vado. Devi andarci nella nord, è bellissimo. Non mi dico così. Non mi dico così che tanto io già rosico de mio, no? Poi mi dite così rosico ancora di più. Lo so, è un sogno che non si realizzerà mai, eh. Però uno ci spera. Sì, Christian.
Non ho mai avuto il coraggio di prendere i biglietti per la Nord, si sta meglio nella Sud. Ma io ho il sogno di andare a vedere una partita del Cagliari in Nord. Perché non si realizzerà non abbatterti? Ma non è una questione di abbattersi, è il fatto che comunque capisci che concretamente non ci sono le possibilità e incominci a fartene una ragione. Io ho incominciato a capire che questo rimarrà soltanto un sogno. Nella vita nessuno ti regala niente, quindi a livello attuale non è una cosa fattibile, questa è una certezza, e difficilmente lo sarà nel futuro. Tu e Andrea, tu e Andre Baluardi de su Casteddu, anche Nicola ovviamente. Ciao Alessandro, mi sto mangiando le mani perché non sono riuscito a prendermi l'abbonamento e sono 3 giornate e vado a spendere 25 euro, tutti meritati, quello è vero. Sempre in nord, beato te. Prima o poi si avvera questo sogno mio, devi farlo e ce la farai. Cri. Fidate, non si avvererà. Lo so io in primis, lo so io in primis, non si avvera. Io vi saluto un braccio e forza Cagliari, speriamo bene per domenica, assolutamente. Ciao Alessio, sempre forza Cagliari. Prosciutto cotto crudo, crudo. Sarò un matto ma ho paura di Farias. È un buon giocatore comunque Farias, lasciamo perdere. Ma Cri, cioè, io non è che lo dico per... È vero, cioè, è vero. Te lo posso assicurare, Christian. Se ci fosse stata una piccola possibilità, io l'avrei sempre tenuta in conto. Avrei detto, ah, però c'è quel... Non c'è, te lo posso assicurare. Sono la persona più realista del mondo e se dico che è impossibile è perché è così. Quindi fidati, fidatevi, pure te Ale. Io non parlo tanto per parlare. Fidatevi, ok? Fidatevi. Farias contro di noi farà di tutto per fare gol? Speriamo di no. Beh, puoi anche essere lontano, ma col cuore sarai sempre a Cagliari. Quello assolutamente. Quello proprio senza ombra di dubbio. Però capisci che dopo un po' solo col cuore non te basta. Capisci? Cioè io sono arrivato in passato, ogni tanto riesce fuori sto pensiero, in cui vi giuro, ve lo giuro, io mi sono detto, ma come cazzo posso dire essere un tifoso del Cagliari se non mi sono mai visto una partita del Cagliari in casa? Con che coraggio mi posso definire un tifoso del Cagliari? Cioè io molte volte mi sono fatto questa domanda. Dico, perché mi sento in difetto? Cioè, è normale, no? Mi dispiace quando dici così. È la realtà, Christian, è la pura e semplice realtà. Non si sa mai, credici sempre. Ho smesso di crederci, perché se ci credo dopo ci sto male.
Sinceramente mi sono rotto i coglioni e starci male per sta cosa. Ti basta, fidati, pensa a me con la famiglia tutta in Sardegna. Sì, lo so, Fabri, però tu almeno sai com'è fatta, cioè tu almeno un ricordo ce l'hai. Io che cazzo c'ho? Ma che sta scherzando, sta? Ma non ci pensa nemmeno. Hai mai fatto un sogno dove eri allo stadio? Non te saprei di un giorno della mia vita da quando tifo Cagliari che non l'ho fatto. Io avevo mollato il calcio da anni e scoprendo Andrea Mereu ho riniziato a seguirlo. Inoltre ho tifato 15 anni e mezzo Milan. Comunque mi ritengo tifoso del Cagliari, me lo sento nel cuore e lo stesso vale per te. Ma quello ovviamente non mette in discussione la mia fede. Però molte volte io mi metto a paragone di quelli che sono veramente tifosi del Cagliari e mi sento in difetto perché dico come cazzo faccio a definirmi tifoso del Cagliari? Perché mi sento sempre di averci qualcosa in... Io non regalo, cioè, io non è che ho l'autostima, io non so nemmeno cosa sia veramente l'autostima. E mi sento sempre costantemente in difetto rispetto agli altri. E quindi per me questa è una mancanza. Ripeto, a me ogni tanto mi riesce fuori sta cosa. Mi riesce fuori. Perché sotto un certo punto di vista non riesco proprio a definirmi al 100% un tifoso del Cagliari, perché manca quella parte. E non stiamo a parlare di una stronzata. Sei più tifoso tu del Cagliari che molti cagliaritani, ma non lo metto in dubbio. Però io mi sento comunque in difetto. È più forte di me. Sì, beh, io vado spesso, però il tuo attaccamento è pari al mio che ho alla famiglia. Lascia stare i luoghi, io parlo proprio di attaccamento. Sei molto più tifoso tu di tanti sardi. Non lo metto in dubbio, regà, non è che sto a mettere in dubbio questo, il problema è mio. È mio. Tu sei più tifoso del Cagliari e più sardo di chi lo è davvero e tifa altre squadre, quindi onore a te. Assolutamente no. Sardo per definizione è chi è nato in Sardegna. Io non posso essere più sardo di una qualsiasi altra persona che è nata in Sardegna. Assolutamente no. Assolutamente no. Io sono un amante della Sardegna, ma non sono più sardo di nessuno. Di nessuno. Però noi ti vogliamo aiutare. Sei tu che non hai accettato. Sarei disposto a non entrare io per lasciare un biglietto a te, ma non so cose giuste, Albe. Non so cose giuste, Albi. Tanti cagliaritani tifano squadre che non lo rappresentano, che non ha manco un briciolo. Te sei un tifoso vero perché ami la Sardegna, ami Cagliari e di conseguenza ami il Cagliari. Cazzo, sei sceso il Faina devi scendere per forza. E il Faina fa i sordi. E il Faina se lo può permettere, io no. Sei per un quarto sardo. No, io sono di origini sarde, non sono per un quarto sardo. Io sono di origini sarde perché purtroppo mio nonno non l'ho conosciuto, quindi non posso nemmeno dire. Io ho origini sarde, e questo sì, ma non sono più sardo di nessuno che sia nato in Sardegna.
Assolutamente, assolutamente. Perché questa è una mancanza di rispetto per chi è sardo veramente. Quindi non sono un quarto sardo, io ho origini sarde, come ho origini ciociare, come purtroppo ho altre origini, però non sono più sardo di altri. Io sono romano, fiero di essere romano, ancora più fiero di essere un tifoso del Cagliari, ma non sono sardo. E a me è quello che mi manca. Sentirmi perlomeno vicino alla squadra che tifo e a una delle terre che amo di più al mondo. È quello che manca. Grazie mille, Seba, grazie mille. Che te frega, io sono genovese, tifo Cagliari da 55 anni, forza Cagliari. Ma Lucia, non è questo il discorso, è una cosa mia. È una cosa mia, io mi sento costantemente in difetto rispetto ai tifosi del Cagliari, a quelli veri. Va bene, origini sardo, non sei più sardo sardo, ok, ma io dico che parte del sangue che scorre nelle tue vene è sardo, no? Sì, però origini sarde. E poi alla lontana, perché comunque mio nonno, nemmeno ho conosciuto poi, quindi io non ce la faccio nemmeno a definirmi mezzo sardo o un quarto sardo. Cioè, Miro e la parola sardo insieme non stanno bene. Noi siamo veri, quello assolutamente. Non è una gara a confronto, basta metterci passione e amore per definirsi tifosi del Cagliari. Ma io quello l'ho sempre fatto, continuerò a farlo e lo farò sempre. Però ripeto, il problema è mio perché io costantemente mi sentirò in difetto rispetto a una qualsiasi altra persona che tifa Cagliari e abita in Sardegna. Non per forza Cagliari, ma in Sardegna. È più forte di me. Se ti fai la prova del DNA esce sangue rosso-blu, sono sicuro. Assolutamente. Quello assolutamente. Però c'ho sta cosa che non dico che è in tormento, però stiamo là, eh. Secondo me non si è tifosi in base a quante partite abbiamo visto allo stadio, ma in base ai sentimenti che proviamo per il Cagliari. Regà, potete dire tutto quello che vi pare. È vera anche la frase che hai detto tu, Albi, ma nulla cambierà il mio punto di vista. Cioè io mi continuerò a sentire in costante difetto, punto. Potete scrivere veramente tutto quello che vi pare, però è una cosa mia, è una sofferenza mia. Non potete capirla, ve l'assicuro. Non potete capirla. Sono pochi quelli che la possono capire. Come hanno detto sopra, sei più tifoso del Cagliari di molti abitanti di Cagliari che tifano Cagliari. E anche se sei romano, sei più sardo di altri sardi e non gliene frega nulla della Sardegna. Non sono più sardo di nessuno. Ale, non sono più sardo di nessuno, punto. Non ci stanno tanti discorsi da fare. Lo so, fa prima, io lo apprezzo tantissimo, ma ci mancherebbe, però vi dovreste mettere nei panni mia. Vi dovreste mettere nei panni mia per capirlo. E vivela. E vivela. Assolutamente, Cristiano, io sto qua per questo. Sto qua per questo, sto qua per rispondere. Qualsiasi domanda. Non mi tiro indietro rispetto a niente.
Comunque non ti preoccupare di come scrivi, non è che io parlo tutto sto italiano, eh. Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Ci sono abbonati che tifano Inter, lasciamo perdere che non mi escono nomi e cognomi. Tu dici la territorialità. Noi se abbiamo adottato Gigi Riva, abbiamo adottato anche te. Dove ha giocato Gigi Riva? Dove vive tuttora Gigi Riva? T'ho dato automaticamente la risposta. Non c'è bisogno nemmeno di sta a discutere. Poi sul fatto che non ti capiamo è sicuro, visto che non l'abbiamo passato. Parlo per me perlomeno. T'ho Alea, t'ho detto tutto, cioè non bisogna nemmeno ribattere per farti capire il concetto. Gigi Riva si può permettere di la nostra gente, il mio popolo. Mio zio è nato in Sardegna, tifa Juve ma è andato a Torino, vive a Roma, roba da ammazzarlo. Il mondo è bello perché varia. Esiste il Cagliari e la propria tifoseria, siamo un tuno, siamo una famiglia. Quello assolutamente, ma ripeto, regà, non vi impegnate nemmeno a scrivere queste cose, non è per cattiveria, proprio lo dico sinceramente, non cambierà mai un cazzo. Sono 23 anni che c'ho sta cosa, non è... Mi piacciono questi messaggi, ma non è che con due messaggi belli la cosa cambia. Non cambierà mai, mai. E- credici, non è detto, prima o poi capita. Regà, se dico mai, è mai. Fidatevi. Ma non è che te devi scusare, Ale, ci mancherebbe. Christian, fidati, veramente, fidati. Se ti dico mai, è mai. Fidati. Non posso scendere nei dettagli, ovviamente, ma non è che dico mai perché me va de fa quello triste, depresso e fa pena alla gente. Dico mai perché ho dei motivi dietro per cui dire mai. Fidatevi, non accadrà mai. Cristian, te lo ripeto, c'ho dei motivi per cui dire che non accadrà mai. Fidati, fidati, veramente. Se no non direi mai. Sono la persona più realista del mondo. Se vi interessa c'è una recente intervista su YouTube del nostro Paoloso. Sembra stia recuperando la grande, mi ha fatto un sacco piacere vederlo. Ok, quella con cronache di spogliatoio, mi sa. Grazie Cristian. E grazie Ale. Me la devo recuperare quell'intervista.
Esatto, Fabri. Ma nemmeno così. Nemmeno così, eh. Anzi, sarebbe pure peggio. Comunque, raga, non devi dare che dopo mi pia troppo a male, eh. Fatemene andare, va. Che mi devo pure mettere a scaricare la musica. Allora, come sempre vi ringrazio per avermi fatto compagnia per queste quasi 2 ore. Oggi live un po' più lunghetta. E niente, raga, ci si vede domenica con il video post partita di Lecce Cagliari. Ciao raga, grazie di tutto. Bella. E sempre Forza Cagliari, ovviamente.